Gestione della viabilità bellunese extrastatale e comunale si avvicina alla scadenza dell'ultimatum. A fine marzo, se non ci saranno risposte attese, per Veneto Strade sarà la fine. La scadenza è vicina perché al 31 marzo dobbiamo avere le idee chiare per quanto riguarda tante questioni, la questione del personale, la questione delle funzioni, delle risorse. Quindi da parte nostra c'è veramente l'impegno di trovare delle soluzioni. Le conseguenze riguardano oltre 200.000 cittadini, compresi i 150 operatori. Un servizio che non verrà più garantito e saranno conseguenze che tutti i cittadini, non solo gli operatori su strada, sopporteranno dei disagi che hanno dei danni inquantificabili per il nostro fragile territorio. I soldi per le strade non sono emergenziali, sono strutturali. Era necessario un intervento strutturale del governo centrale e della regione. Mancano 8 milioni all'appello, senza quei soldi il sistema si ferma, a rischio c'è la sicurezza di tutto il bellunese. Le preoccupazioni sono concrete purtroppo perché mancano le risorse, quindi noi abbiamo aperto 2 tavoli, uno con la Regione del Veneto, poi giovedì sarò a Roma dal sottosegretario Bressa per capire come il governo ha deciso di comportarsi nei confronti delle province, se evita questa sorta di tagli lineari e trova delle soluzioni che vengano diversificate provincia per provincia, che quindi venga un po' sostenuta quella che è la nostra specificità e autonomia. Il momento è sempre più drammatico, ormai siamo a marzo, la stagione invernale si sta quasi chiudendo e l'emergenza è sempre più forte. Siamo ormai agli sgoccioli con il finanziamento e ad oggi non vediamo nessuno sbocco possibile. Dobbiamo sicuramente cercare di arrivare a dare delle certezze ai miei colleghi sindaci, ma soprattutto anche ai cittadini affinché possano percorrere in maniera serena e tranquilla le nostre strade.